Buondì, no, stavo guardando prima di iniziare il video che non so se c'ho dei moscerini dentro la plafoniera. Vabbè, ma non era quello. No, quello che volevo dire, sì, non credo sia il motivo del video, comunque quello che volevo dire è che mi dispiace che ogni tanto non posso rispondere ai vostri commenti, perché guarda che roba. Mi ha scritto uno di voi con i suggerimenti per la musica, no? Io sto provando in tutti i modi a rispondergli, qui non c'è, il video è questo, quello del bombolone del gas, no? E io devo andare sulla mia gestione video, occhio, community, sì, so che ti annoia sta roba, eccolo qua, il Just Over, sto provando, intanto il mi piace gli sparisce ogni volta, rispondi, rincollo la risposta perché ormai guarda che roba, no, non entra e non riesco a rispondergli, quindi può succedere che anche a molti di voi io non riesco a rispondere, addirittura questo suo commento non viene visualizzato sotto il video, è molto strana sta roba. No, non ho nessun blocco per le approvazioni né niente, ho controllato tutto, è tutto libero, della serie scrivete quello che vi pare, però boh. Comunque diciamo che rispondo a Just Over che mi ha iscritto, giustamente apprezzo veramente molto i consigli. Ciao, ti seguo volentieri da un po', secondo me la musica in sottofondo nei tuoi video dà un sacco fastidio, sorry, me lo dicono in tanti, però devo ancora capire. La musica, quando parlo, devo proprio toglierla o abbasso il volume? Perché adesso come adesso ce l'ho col volume a 5 su 100, in certi video scendo anche a 3. Mi sembra in fase di montaggio che se scendo troppo non si sente proprio che c'è la musica. Però, boh, ditemi voi. Ah, che brutta persona che sono. Non ti ho fatto neanche vedere, guarda, qua, il mio lavoretto di bricolage, che c'era il portello, no? Ti ricordi dell'armadio si apriva sempre. Vabbè, tolto le viti, le ho rispostate da un'altra parte, ho rifatto il buco e adesso, guarda che roba. Tac, perfetto. Adesso posso anche rabaltarmi col camper tranquillamente. Oh, c'è un vento qua fuori, senti tutto il camper che si muove, figata, cioè tra il suino che si gratta nel camper, tra il vento, io qua vivo in un tagadà. Comunque, tornando al discorso del gas, sì, l'altro distributore era aperto, adesso il gas l'ho fatto, sono a posto, c'è la stufa qua che va, sto bene, sono vivo, ma è una seratina oggi che... Guarda, non ho neanche attaccato il computer. Metto qua, mi leggo il bel libro col vento che mi tagadizza a destra e a sinistra. Sì, sì. Adesso sono qua che mando curriculum a nastro, però ancora niente. La disoccupazione ancora niente, dovrebbe arrivare i primi di marzo, dicono. E oggi quanti ne abbiamo? Oggi è il 24 febbraio. È ancora una settimana, due. Con una settimana o due a andare avanti alimentandoci con le pareti del camper. Porca troia. Fortuna che ho buoni denti, dai. Purtroppo il discorso negozio del computer è saltato. Lì purtroppo alla fine il signore non ha trovato il socio e niente. Si ha detto che mi chiameranno, stronno lavori, siti da fare, però insomma era bello iniziare subito, no? Io adesso a breve avrò anche il camper con l'inverter. Primo stipendio 2 mi prendevo il computer portatile, il Surface, e ero a posto, no? Andavo a lavorare anche dove volevo, no? Chissà quanto starò senza il camper quando dovranno fargli tutti i lavori, no? Che lo porto a fare i lavori. Sarà traumatico, cioè tornare in una casa, no? In tutti quegli spazi dispersivi. Io qui mi sento veramente a casa. Cioè, non so se hai letto Walden di Thoreau, lui spiega tutta la psicologia che ci sta dietro all'abitazione dell'essere umano, a come lui la interpreta, no? Come rifugio, come tana. E spiegava anche alla fine che certe popolazioni che utilizzavano i TP piuttosto che altri tipi di case avevano la loro logica dietro. E questo ti porta anche a avere un altro tipo di vita, un altro stile di vita, ti fa stare più fuori, più a contatto col mondo. Questo perché
in spazi ridotti, in una tana, diciamo, quindi non in una casa, senti ovviamente prima o dopo la necessità, plin plin, stavo parlando, il telefono, senti la necessità di uscire, no? Quindi stai molto più tempo fuori. Quando hai una casa grande, col giardino grande, no? Ti releghi molto più facilmente dentro e diventa, adesso passami il termine, interpreta un po' quello che dico, sembra un po' una tomba, no? C'è una tomba di lusso, per carità, che ti costruisci, ma la maggior parte del tempo tendi a viverla lì dentro e secondo me non è proprio una buona cosa. Difatti io vedo, sto parecchio dentro al camper quando c'è troppo freddo o piove, se no effettivamente sento la necessità di andare in giro, di andare a fare il giro in bicicletta o comunque di star fuori, di cambiare, di girare. È una cosa magari un po' strana da spiegare, probabilmente non ho le capacità, però mi ha fatto scoprire un altro mondo. E insomma, adesso ho capito, no? Cioè, il mio caro amico nato straniero, no? Che ogni tanto ci sentiamo, andate a vedere il canale che è bellissimo. E mi diceva che all'inizio del video c'era tipo uno stick e di fare la livellatura dell'audio. Io non capivo, andavo a controllare i miei video, no? Alla fine cos'era? Sono io che prima di parlare faccio ogni volta che adesso riguardo il mio video ho detto ma cos'era alla fine, eh? Pazzesco. Oh, c'è il vento che ha fatto volare il ciotolone del suino, cioè peserà 6 kg sicuri, anche 7. È volato per il giardino, c'è il camper così. Senti, aspetta che non mi svoli la GoPro. Che roba? Megoglioni. C'è anche l'abbaio di un cane nuovo a me sconosciuto. Adesso è arrivato qua col vento, è atterrato qua. Però devo dire che con sto vento è una figata, cioè sembra che esagero, in realtà no, cioè proprio sta muovendo il camper, bellissimo cazzo, tanto io sono qua dentro, sono al caldo, che me frega, no? Ah, mi è venuto in mente adesso, no? Che io parlo sempre della GoPro, magari a qualcuno viene in mente di prenderla perché pensa a una cosa pratica, sì è vero, però precisiamo una cosa. Io uno dei principali motivi perché volevo la GoPro è perché pensavo, no, che tu schiacciavi il bottone e lei iniziava a registrare subito. Nì, ci mette comunque quei 5, 7, 8 secondi, no, da spenta a quando inizia a registrare. Quindi sì, non è proprio tutta sta praticità che pensavo, no? Cioè sei in giro, la tiri fuori, clic e parte subito a registrare. No, 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 no. E o la tieni sempre accesa e quando serve clicchi e inizia a registrare, allora in quel caso sì. Però ti brucia la batteria in una maniera incredibile. Cioè anche se non stai registrando la batteria svola via. Fa anche rima, quindi è vero. Buona sta pastina. Mi ha chiamato una grossa ditta di trasporti, diciamo qui tra virgolette, in zona perché avevo mandato il curriculum. Quindi io lunedì avrei il colloquio e sai cosa vuol dire? Che devo farmi la barba, cazzo. Piccola modifichetta mi sono fatto oggi. L'hub USB qui sotto, anche le prese dietro, quindi io gliene ho attaccata una qua USB che va su per quella specie di buco lì che mi massacra il camper ed esce qua. Dov'è? È nascosta, eccola qua, e qua ci ho attaccato il power bank intanto a caricare, così puoi chiudere e via. Porca puttana, sono entrato in bagno, ho preso un colpo, che sta faccia da culo, sono io che vilipendio, porca miseria. Mi sento un po' come Sansone che gli hanno tagliato i capelli, ha perso la forza, ma mi ho tagliato la barba, devo perché ho un colloquio lunedì. Colloquio lunedì, così si va avanti con i lavori del camper, dai, se no qua bisogna fare, brigare, preparare. Però mi sento a disagio, non mi piace, no. Non andarmi anche a tagliare i capelli, almeno via, mi taglio tutto, mi taglio un orecchio, mi taglio il naso, via tutto, taglia tutto. Mi ero anche tagliato dappertutto, dopo mi facevo un disegno con i tagli, porco cane.
sembrava i mercatini di Natale austriaci, c'erano proprio tutte le bancarelle, avevo disegnato, no? Tutto gli alberi. Cani, si sta bene qua nel camperino al calduccio, col freddo che c'è fuori, ah? È un sì questo. Tu e quella coda là.